È cominciata oggi la 3 giorni di sfide a colpi di sciabola del trofeo Luxardo. Per la 60ª edizione, che si tiene fino al 5 febbraio presso la Kyone Arena, è prevista la partecipazione di molti atleti, anche di spessore, provenienti da tutto il mondo. Oggi, a partire dalle 12, la prima fase di eliminatorie per le gare individuali. Domani, dalle 11, il tabellone dei 64 e alle 16:30 la finale. Per le gare a squadre, invece, bisognerà attendere fino a domenica, a partire dalle ore 9:30 con il tabellone dei 32 e le finali previste per le ore 15:30. Potete trovare la fotogalleria completa della manifestazione sulle nostre pagine social. Svisce Channel News, Padova.